Castello di Conegliano per la partita tra Atletico Conegliano e Futsal Infiniti Godego. Una partita che sa di playoff tra la terza e la quarta squadra del campionato. L'Atletico Conegliano che vuole rimanere aggrappata alla vetta per continuare a cercare di raggiungere quell'obiettivo della Serie B, della promozione diretta. L'andata è stata una partita difficilissima per il Conegliano, vinta per 3-2 con il gol di Geno, Imamovic e Ziberi. Ziberi trova affinato, spalla alla porta, interviene su di lui Salifu, adesso contropiede, Giata, punta, para Sponga e poi tiro fuori, sempre di Capitan Giata. Adesso Giata tocca per Wally, fraseggiano i due, ma Favero scippa il pallone e trova Ziberi che può lanciare il contropiede. Finato, ha spazio per il destro, para, ha aperto le porte per la ripartenza. Ziberi, Mancino, pallone che sfiora il palo, Di destro, di sinistra, di testa, trovo sempre il gol. Giata, Ziberi adesso lancia il contropiede, Finato, trova Imamovic che vuole liberare il destro, Finato! 1-0 per il Conegliano, superazione del Conegliano. Wally, Giata, ancora Masserotto, libera il Mancino, 1-1, grandissima girata del numero 27 del Godego che batte Sponga ed è 1-1. Brusaferri, Ziberi ad impostare, Favero, ancora Ziberi, prova la punta, Ziberi, 2-1 per il Conegliano ed è una partita bellissima. E questo è un gol da fenomeno, è un gol da Ziberi. Mancino, stoppare la palla, tutto facile fuori dal campo però. Wally, Mancino non trova per un pelo sul secondo San Paolo un Baruch. Adesso il Conegliano sta facendo un po' di fatica a riprendere il possesso palla. Sa perché? Manca Ziberi. Tanto si gira! Salifu fa un grandissimo gol. Il numero 9 del Godego e trova il 2-2. Si è girato, ha spedito un destro alle spalle di Sponga. Azione un po' penso codificata da parte dei ragazzi di Marotta che 2 volte su 2 hanno trovato la rete così. Pasanella prova a sguizzare, destro fuori, non devi subire la botta psicologica di questo 2-2. Godego che ha sicuramente meritato di trovare gol. Adesso Favero, tu per tu Favero, para Brosdocimi. I due giocatori, mister Brusaferri. Pasanella vuole andare sul Mancino, interviene Brosdocimi, forse fuori dall'area addirittura. Imamovic, finta, Imamovic, palo! Grandissima azione del numero 17 che aveva liberato il tiro con una finta di corpo meravigliosa. Imamovic, Finato, spalla alla porta, è una 2 su di lui, Imam, prova Finato, para Brosdocimi. La musica è completamente cambiata, cioè il Conegliano va a 2 velocità, senza Ziberi e con Ziberi. È un giocatore che fa troppo la differenza, attenzione a Giata, palo di Giata. Diciamo che se l'Atletico Conegliano con i suoi 12 punti di vantaggio sul Godego è abbastanza sicuro, se non matematicamente sicuro, di poter andare ai playoff. Attenzione qua a Giata, Sponga! Un'altra occasione per il Godego per passare in vantaggio. Wally! Pallone fuori di un pelo. Per ora Sponga è sempre stato attento. Favero tiene il pallone, Ziberi, finta Ziberi, interviene Brosdocimi. Imamovic per Ziberi, Ziberi di suola ancora per Imamovic destro. Vediamo cosa si inventano. Imamovic! Dove l'ha messa? Il numero 17 trova il 3-2, un gol super! Adesso dei piccoli, Ziberi vuole liberare il destro. E questi i direttori di gara non iniziano a fischiare, diventa una vera e propria corrida questa partita. Masserotto, Mancino, pallone fuori. Impresa facile, adesso dei piccoli
sbaglia De Piccoli, riesce a recuperare il pallone solamente parzialmente. Vediamo chi parte, Andrea. Parte Giata! E Poco non, la palla non va in. No. No, aspetta, se no ti si sente. E adesso parte contropiede, sbaglia Medina sul secondo palo. Medina trova Nicolini, Massarotto che trova ancora Nicolini, che è mancino, Sponga in spaccata. Il direttore di gara che sta commettendo errori da una parte e dall'altra, non sta proprio facendo preferenze, anzi. Ziberi ha un po' di spazio, Ziberi, mancino! Che gol ha fatto il numero 10? Che gol ha fatto? Wally. Barek, interviene De Piccoli, attenzione! E c'è il gol di Giata, trovato sul secondo palo, bellissima la suolata, la pigiata, in termini tecnici di Salifu. Chissà che il Godigo non opti per l'opzione del quinto uomo per il pressing finale. Ziberi para ancora Prasdorcemi, Medina, Wally, Giata, Finato, ha spazio per il tiro, Finato! 5-3, quinto uomo gestito malissimo dal Godigo. Ancora Wally, provata ad anticipare Sponga, Nicolini, adesso calcio d'angolo, mancano 5 secondi, Imamovic e il Conegliano vince la gara contro il Futsal Godigo per 5-3 ed è una gara di gol bellissimi e una partita giocata ad alta intensità da entrambe le squadre.